Nona giornata nel campionato juniores riservata alle formazioni del girone I di Serie D. La Nissa, padrone di casa, è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Milazzo e ospite il Castrum Favara, caduto tra le mura amiche nell'ultimo turno contro la capolista attuale del girone, il Gela, che ha vinto 3-1. Fischierà il signor Aldo Matteo Savasta. La sezione è quella di Enna. Le formazioni a confronto, partendo dai padroni di casa della Nissa con Ciulla, Sollima, Garifi, Provenza, Salerno, Elia, Riccobene, Napoli, Samb, La Monica e la Plaga. Risponde il Castrum Favara. Buongiorno. Sorce, Mercante, Castelli, Siracusa, Zambito, Passarello, Bugea, Angelo Russello, Polifemo e Carmelo Russello. Partiamo allora col film del primo tempo con le immagini a cura di Massimo Lo Giudice. Al settimo Carmelo Russello in azione personale mette il tiro cross dentro, la sfera termina sul fondo, non ci sono deviazioni. Al decimo risponde la Nissa, schema da calcio d'angolo che va a liberare Riccobene dal limite dell'area di rigore. Poi Napoli spara, mette di poco sul fondo, minuto 14, palla in profondità per Bugea, ci riprova il Castrum Favara, il pallone finisce in zona offensiva, l'ingresso in area, apre allora il piattone Bugea ma c'è la respinta col piede da parte di Ciulla. Minuto 23, i biancoscudati per il gol del vantaggio. Napoli va a servire Samb, serve ancora la Monica, va a calciare, stavolta la sfortuna sulla strada della Nissa perché viene centrato un palo al 31esimo, calcio di punizione di Polifemo dal limite, pallone raso terra, facile preda di Ciulla. Al 36esimo calcio di punizione dalla distanza di Provenza per Elia riesce a stopparla, la controlla, va a calciare, la mette di un soffio fuori. Grande occasione per la Nissa che chiude la frazione in avanti. Al 40esimo calcio d'angolo dalla destra, Buongiorno va a vuoto ma la Monica a porta vuota manda clamorosamente fuori. Finisce così il primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, ancora tutto in equilibrio tra Nissa e Castrum Favara, risultato di 0-0. Partiamo con il film della ripresa. Al 59esimo traversone dalla sinistra per la Plaga, viene prolungato su Elia, calcia a botta sicura, super Buongiorno, riesce a dire no. Rivediamo le fasi salienti di questa chance, super la parata del portiere avversario. Minuto 65, la Nissa non si perde d'animo, stavolta è Napoli che se la ritrova e va a calciare dal limite dell'area, respinge ancora un attento Buongiorno, le occasioni si susseguono, arriviamo fino al 71esimo, la Nissa sempre a sinistra, palla a Salerno che la mette dentro, arriva la Monica rovesciata, la rimette allora in mezzo sulla Placa che trova il miracolo di Buongiorno da pochissima distanza. Rivediamo ancora qui il tocco sotto misura, il balzo felino del portiere del Castrum Favara, sicuramente il migliore in campo. 77esimo entra Sorcia per Sollima, siamo nei minuti finali di partita. Minuto 83, Castrum Favara che parte in contropiede, situazione di 3 contro 3 con Carmelo Russo che serve Polifemo, il pallone in aria su Romano che va a calciare e troverebbe anche il gol ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco di Polifemo. 87esimo calcio d'angolo Castrum Favara, il pallone rimane in area di rigore sui piedi di Sorce che si coordina per il destro, lo mette clamorosamente fuori. Minuto 88, arriva la doccia fredda per la Nissa con Passarello che manda in profondità Polifemo, buco centrale, salta Garifi e la mette in porta trovando il gol del vantaggio, il gol da 3 punti perché di lì a poco al Tomaselli non c'è più tempo, la Nissa cede di misura al Castrum Favara che passa con un gol a 2 dalla fine, firmato Polifemo. Amici di Wisport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.